Ragazzo, buongiorno. Di una cosa non abbiamo mai parlato, seppur, e questo effettivamente bisognerebbe farsi anche due domande, cioè come mai nello YouTube nessuno ha mai parlato di quella cosa tanto menzionata dai camperisti, ma mai approfondita. Quella cosa che, ridi e scherza, se non ce l'hai ti danno anche un po' dell'appestato. Bravo, hai indovinato. L'estintore. Non tutti sanno che la maggior parte dei camper è composta di materiali plastici ma più vicini al polistirolo, ok? E legni abbastanza infiammabili, diciamo legni un po' più vicini al compensato, no? Cosa significa? Molto spesso, magari se sei nuovo del mondo puoi non saperlo, succede che molti camper prendono fuoco, soprattutto i camper vecchi, ma questo è ininfluente, è un dettaglio. Perché prendono fuoco i vecchi camper? Solitamente viene sempre additato come primo responsabile il cablaggio elettrico fatto a mio cugino. Il secondo responsabile invece è il frigo. Ma vedremo poi con calma tutti i dettagli. Serve? Non serve? È indispensabile? Ti dirò, detta fra me e te, sinceramente io è da 5 anni che giro in camper e non ho mai avuto estintori, però effettivamente di camper anche nelle mie zone incendiati, tra parentesi Eraclea Mare, magari quelli del posto se lo ricordano, il camper incendiato di Eraclea Mare che ha a sua volta incendiato tanti altri camper, insomma sono cose che succedono e quindi voglio dire è un po' quella paura del camperista, no? che si porta sempre dietro e con l'immaginazione magari anche consciamente o inconsciamente non si dice ma e se mi dovesse succedere, no? Tipo l'impianto elettrico che inizia a prendere fuoco o il frigo, cosa faccio? Per questo ragazzo non ti risponderò io che appunto chi come me sa meno dal mondo di estintori, ma... Ciao Yuri, ciao Italia, grazie di avermi fatto salire sul tuo pullman, è un onore per me conoscerti. Io sono Matteo Taglietti, rappresento Tecnosol, un'azienda di Creazzo che ufficialmente distribuisce per tutta Italia il brand Mouse dedicato alla sicurezza antincendio grazie alla tecnologia ad aerosol di potassio. Aspetta, perché io conosco i miei tu, dopo vengono a dire ma su Wish lo trovo a meno. Però sta attento a una roba. È importante sottolineare che la sicurezza passa attraverso la qualità, anzi è fondamentale questo. Mauxtin Klein, infatti, così si chiama l'estintorino, è il più piccolo estintore portatile al mondo, pesa solo 480 grammi, è alto così, dopo magari lo vediamo. Cioè, guarda che piccolino che è. Per le dimensioni veramente ridotte si presta benissimo per essere installato su un camper, un van addirittura, una qualsiasi barca, oppure in moto, sulla macchina, ma semplicemente anche nella cucina di casa, oppure in officina, o ancora di più, se ci teniamo alla nostra sicurezza in ufficio, anche sul posto di lavoro. Per qualità che cosa si intende? Si intende che questo prodotto è certificato RINA, BAM, CE chiaramente e quindi si presta per tantissimi utilizzi, anche su un'imbarcazione dove di solito le normative sono molto rigide, insomma. Non lo trovo su Wish allora. Assolutamente no. Sai cosa dicono gli youtuber? Bando alle ciance, dai, fammi vedere sta roba Subito. Eccolo qua il nostro famoso estintore, Mauxtin Klein, come vedi è veramente piccolissimo, pesa niente. Ah. E, Posso... sì, certo, prendi. Ah, ok, sei mezzo chilo Italia, fammi pensare. Sì, una bottiglietta a mezzo litro di acqua, sì, un po' meno di mezzo chilo, Esatto, giusto? esattamente, Quant'è? 480 grammi. Cioè, io estintori ne ho visti tantissimi in vita mia, mai usato uno, perché effettivamente no, tu li guardi e c'hanno quella roba da togliere, cioè, Esatto. che uno dice, boh, cioè, se poi succede, hai capito che c'è da usarlo, chi non ha fatto corsi di sicurezza, eccetera, dice, e quindi vediamolo già in anteprima, in questo caso vedo che è completamente diverso dagli altri estintori, quindi cosa dobbiamo fare? Dopo lo proveremo, vai tranquillo ragazzi. Però intanto la teoria, no? Un po' come la scuola guida, come funziona sta roba? È a prova di signora Maria, Ah, io dico. anche a prova di singano. Sì, assolutamente. È molto semplice da utilizzare perché basta sganciare l'anello di sicurezza, ok? E poi premere il tasto start. Ah, l'anello di sicurezza, tipo l'assicura la pistola, non fa Esatto. altro che inibire sto pulsante giallo. Bravissimo. Solo quello. All'interno ovviamente avverrà una reazione chimica, partirà un getto di aerosol
ok, e andrà a soffocare poi le fiamme. Ovvio, bisogna essere in grado di puntare sul principio di incendio, ovviamente, no? No, perché io dopo so che nei commenti... No, l'aerosol, quel con te ciappi a raffreddore, no. L'aerosol si intende... Appunto questo composto che dentro qui è solido, attraverso la reazione chimica viene fuori sotto forma di un gas, un fumo in pratica, che attenzione è ecocompatibile, quindi non facciamo danni ambientali, è atossico, quindi stiamo pure tranquilli, e andiamo a liberare un estinguente che non lascia residui. Quindi è diverso, cioè il contenuto, la materia che spegne il fuoco è diversa da quelli classici, Assolutamente sì, parliamo di un fumo di potassio. mentre gli altri hanno tipo la schiuma. Esatto, la schiuma è la schiuma, la polvere è la polvere, la CO2 è la CO2. Con questo riusciamo a spegnere tantissimi tipi di incendio. Cioè, quindi tipo, per capirci, posso usarlo, tipo mi prende a fuoco la centralina, ok, del camper, dove ci sono i cavi elettrici, posso usarlo tranquillamente. Assolutamente sì, perché l'aerosol di potassio non rovina, non danneggia le componenti elettroniche. Quindi possiamo andare a spegnere l'incendio all'interno, liberando l'aerosol senza lasciare residui. Ah, mentre quello con quello normale invece rovina, cioè lo può... È chiaro, ma lo sanno anche i nostri amici Io no. camperisti. Cioè, sai che le punti del mondo deve tradurre in ignorantese le cose per renderle accessibili a tutti e soprattutto a me, insomma, Va che bene, non so ste robe. non lo do per scontato, Yuri. Comunque sì, la polvere ovviamente infiltrandosi all'interno delle componenti li va a rovinare, ma Ah, pensiamo al danno più grande, che è quello di sporcare. Cioè la polvere sporca, lascia ovviamente tutti i suoi residui, bisogna stare lì dopo a pulire e si... ma a parte il pulire, uno usa un estintore normale, c'è un principio di incendio nella centralina del camper, mettiamo, e con l'estintore del camper la rovino. Beh, chiaramente tieni in considerazione che ogni classe di fuoco richiede il suo estinguente. Grazie all'aerosol noi possiamo andare a spegnere tantissime classi di fuoco, quindi la classe A, la classe B, la classe C, l'ex classe E, la classe F di natura appunto oli grassi da cucina praticamente. Con la CO2 all'interno di un quadro andiamo a raffreddare le componenti elettroniche, quindi andiamo a ghiacciarle con ovviamente, come puoi ben intuire, il danno a livello poi respiratorio, perché non bisognerebbe essere in presenza di estinguente CO2 quando si spegne insomma il fuoco. Dobbiamo stare attenti quando spegniamo i fuochi, chiaramente dobbiamo considerare la natura dell'incendio, no? Con l'aerosol di potassio andiamo quasi sul sicuro, nel senso che in qualsiasi condizione noi possiamo spegnere il fuoco senza andare a creare ulteriori danni. Questo è importantissimo. Però ricordiamocelo che ogni classe di incendio richiede il suo estinguente. Ti racconto un aneddoto, la nascita di questo tipo di tecnologia avviene negli anni 90 per il programma aerospaziale. Infatti, fino a quel periodo lì si utilizzava come estinguente negli ambienti militari l'alon, che più o meno fa lo stesso tipo di reazione, col problema che l'alon andava a rovinare l'atmosfera creando il famoso buco dell'ozono se emesso in grandi quantità. Quindi si doveva trovare un componente alternativo e allora il programma aerospaziale ha trovato l'aerosol di potassio come la soluzione migliore per appunto lo spegnimento degli incendi negli ambienti militari. Ok, quindi aspetta, ritornando un attimo indietro perché dopo non vorrei perdermi. Una volta tolta la sicura, uno preme il pulsante giallo Esatto. e lui spara. Assolutamente sì, Oh, spara. sì, dopo ci giochiamo, dopo lo proviamo. Non vedo l'ora. E poi cos'è? Mi avevi raccontato, cos'è quella cioccolata là che mi avevi raccontato? Il Kit Kat, no, ha le dimensioni di un Kit Kat, è molto piccolo, questo è uno sticker al potassio che viene installato all'interno dei quadri elettrici o delle centraline dei camper ad esempio o in qualsiasi luogo possa esserci un cortocircuito. Noi ci installiamo una piastrina di potassio che è qui dentro, tiro fuori, eccola qui. È constatato che la maggior parte degli incendi nasce dai cosiddetti cortocircuiti, quindi se tutti quanti dotassimo i nostri quadretti, non solo quelli dei camper ma anche quelli delle nostre abitazioni, con uno sticker antincendio che è un componente passivo, cioè lui si attiva solamente quando ci sono delle fiamme all'interno del quadro oppure la temperatura raggiunge i 380 gradi, se tutti quanti dotassimo i nostri quadretti di questo sticker potremmo dormire tranquilli la notte. Ma sai che mi è venuta un'idea? Cioè, e se noi questo sticker qua lo mettiamo all'interno
della parte del bruciatore del frigo dove c'è il dissipatore. Perché non tutti sanno che la maggior parte degli incendi dei camper, dei vecchi camper, è dovuta, sì, ok, dicono al frigo, ma perché? Perché il frigo in quella parte scalda molto, ok? Se non viene raffreddato, quindi viene lasciato andare a gas sotto al sole cocente, neanche all'ombra. E cosa succede? Molti camper, quelli vecchi, hanno proprio le pareti di questo legno abbastanza infiammabile. Ne sa qualcosa il mio ex camper. Se poi ci si mette magari anche l'allestitore che non considera la distanza minima tra il frigo e la parete, ok? Ovvio che ti prende fuori tutto. Quindi, secondo me, questo giocattolino qua andrebbe benissimo per quella parte di frigo là, no? Installiamolo. Ho capito. E quindi con questo straffante tu premi, cioè quanto ti può durare? 9 secondi. Hai il tempo di 9 secondi per poter spegnere le fiamme. Beh, dai, 9 secondi preparo un moca del caffè, insomma, vuoi dire. Ma avevo sentito, però adesso magari non vorrei che la memoria mi giocasse scherzi, che per gli estintori c'era una specie di manutenzione, una roba Certo che sì, per tutti gli estintori che sono dotati di una valvola e quindi sono pressurizzati, è fondamentale fare la manutenzione ordinaria. E quando bisogna farla questo? Qui lo devi sostituire dopo 5 anni da quando l'hai comprato. Ah, ok, quindi non ha manutenzioni annuali da fare questo qua. Assolutamente no, la tecnologia non è pressurizzata e il composto di potassio all'interno è certificato per durare 5 anni, quindi se noi non lo utilizziamo possiamo stare tranquilli per 5 anni e non lo dobbiamo sostituire. Magari sbaglio, ma credo che in questa puntata siamo stati più che esaustivi. Ma nel caso la tua sete di conoscenza o la tua curiosità dovesse superare, cioè tutti sti minuti che siamo andati avanti a parlare, qui sotto nella descrizione ti ho messo tutti i contatti della Tecnosol, dal sito internet, i numeri di telefono, le email, le chat. Ci sono anche belle ragazze? Sì. Ovviamente i ragazzi sono stati opportunamente minacciati e pertanto tutti i tu delle puntine del mondo, mettendo il codice sconto che trovi scritto qui sotto in descrizione, avranno uno sconto riservato del 5%. Sì, abbiamo fatto tutti e tre il tampone, quindi possiamo proseguire adesso con la prova. Come puoi ben vedere c'è il magico Mirko con noi, che tra parentesi ti ricordo che porti il frigo a far pulire da lui e cose del genere, sai che lui monta anche gli mouse sticks che ti ho fatto vedere prima e che abbiamo parlato. Quindi nel caso in cui il bruciatore, dove c'è il dissipatore del frigo, no, dovesse incendiare la parete, ancora prima che ti vada a quel paese il camper, questi mouse stick ti bloccano subito l'incendio. Com'è che dicono gli youtuber? Basta ciacque, dai, via. Tanto che ciaccola non stiamo anche pensando a cosa dar fuoco, perché avevo detto all'inizio diamo fuoco a qualcosa dentro a Pulmin, però ho detto no, perché devo bruciare Pulmin? Ho detto scusa un attimo, e quindi vediamo un attimo adesso cosa fare. Resta in linea. Sì, no, in te senso resta magro, resta in linea, guardaci. Allora, io direi di procedere con ordine. Come si procede con ordine? Prima le cose che interessano al Singano. A me interessa tantissimo, è buono anche da mangiare. Ecco, ma innanzitutto interessa la tavoletta, quella chiamiamola per i frighi, no? Ok? Quella che si autoattiva quando rileva una temperatura di 380 gradi o le fiammelle. Adesso proviamo subito. Qual è il problema dei cortocircuiti? Che la maggior parte delle volte accadono gli incendi quando le persone non sono sul posto. Perciò non abbiamo un estintore, non c'è una persona fisica che interviene, no, sul principio di incendio. Ecco che allora, installando degli stickers all'interno dei quadretti elettrici, dei centralini, noi possiamo stare tranquilli perché lui va ad intervenire quando non siamo presenti fisicamente. Mentre mettiamo che adesso notiamo un incendio, siamo qui, allora tiriamo fuori Maux Line, azioniamo l'estintore ad aerosol di potassio ed andiamo a spegnere il fuoco senza lasciare residui e comunque non danneggiando le componenti elettroniche che non sono state toccate. Ciò che ovviamente è stato toccato dal fuoco è già stato danneggiato, quello bisogna sostituirlo. La prova, ragazzo, la facciamo fuori dal mio impianto elettrico. Questo perché prima di fare la prova mi hanno rispiegato un attimo un po' il funzionamento, no? Praticamente funziona che lui si ti spegne il fuoco, però la fiamma appunto deve arrivare o a 380 gradi oppure deve toccare, no, questa piastrina. E non ci sarebbe nessun problema, Mirko si sta adoperando per creare l'incendio, ma se noi facciamo questa cosa avanti dentro alla scatola, capirai che rischiamo di danneggiare, bruciare i cavi prima che parta
questo sistema di antincendio. Tu che non sei stato attento mi dirai, ma allora cosa serve? Serve a prevenire che ti ciappa a fuoco tutto il camper. Quindi ovvio, intanto sì, è la roba che ci sta vicina, probabilmente qualcosina può anche bruciarsi, però poi la fiamma si blocca lì, cioè appena la fiamma tocca questa piastrina, basta, la piastrina inizia a spegnerla. È un po' chimico. Basta che sì, ma volevo Cos'è sta roba? dentro il camper. Che sono poca di chimica. Non è proprio da Sì, ci sta, mettiamolo sul il coso della cucina. No? Se fa finta che abbia No, dove l'abbiamo fatto il video prima. Ah, vabbè. Ah, che Tanto hai detto che non sporcano. No, non lascia visibile. Quello che fa odore è quello. Vabbè. questo farà odore un po'. Dopo se tu vuoi qualcosa di più potente. Ma no, cosa fai più potente? Perché mi dà fuoco al camper così. Ragazzo, senza far tante prove, posizionarsi eccetera, testiamo un attimo anche l'effetto panico, no? Ok, quindi Mirko parte accendendo l'incendio. Tra l'altro guarda, ci fa vedere la ricetta che ha preparato, questo miscuglio di segatura, no? Quindi che è perfetta per ricreare l'ambiente del camper, no? Segatura, bombo sta andando, orco cane, ciapa a fuoco il camper, aspetta, calma, il panico sì ma fino a un certo punto, quindi via questa, ok. E quindi bottoncino, che miseria. Oh! Per Dai, areare locale, vieni fuori. Cazzo, è una vita che non fumavo, che ho colato dentro del brutto adesso, Naturale? Perfettamente spento. Sì, perfetto. Eccolo. Eh sì, perché è roba chimica. Guarda, fai un controllo se ti ha lasciato qualcosa. Ovviamente adesso c'è il fumo. Mi parte, va su. Ma secondo me è buona anche come antifurto, no? Secondo me. Sì, ma aspetta, no, vabbè, arriviamo un po'. Sì, no, ottima come antifurto. Tanto hai visto, è un bottoncino, te la colleghi alla porta, uno entra, tac, parte anche il fumogeno. Com'è Yuri? Tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Ma non è nocivo a respirare, no? No, tranquillo, puoi stare tranquillo. Perché gli ho dato una bella fumata al... Certo, ecco, tu immagina se avessimo utilizzato la CO2 saremmo Ah. morti soffocati. Ah. E la polvere ci sarebbe andata dentro e quindi così almeno possiamo stare tranquilli. Sì, perché con la vampata e tutto, insomma, ho respirato abbastanza. Sì, Cioè, certo. ora che sono andato fuori... Puoi stare tranquillo. È ovvio, come tutti quanti i componenti insomma chimici, non è che possiamo inalare queste cose qua. Certo, però sul momento, in questo caso, non ci ha provocato danni. Piuttosto si consiglia le sigarette elettroniche che hai anche i vari gusti, insomma. Ecco. Che fa? Sì, il magnesio. Esatto. Era per fare una roba sto genere. Ho dato io. Lui così la uccide. Ovviamente in questo caso la fiamma è continua. Abbiamo questo qua. Ah, Tu hai visto? sì. Ah, ma io pensavo che anche, cioè, se spegneva il fuoco, invece ha spento proprio anche... Questo qua. Ah, non sapevo. Dal colpo, lo questo qua. Proprio che a cavallo ossigeno. È giusto quello ogni tanto di fa boom, tipo spara in base a quanto Sotto fuoco. passo, Questo calcola che se a fiamma più o meno di un fornello praticamente del frigo. Tu hai visto? Forte. Ho avuto riprovare ancora. No. Mi diverto, Lui tranquillo, hai visto, in 2 secondi ti spegne la fiamma. Ma dura tanto. Adesso la metto sulla parte nera, è già stata utilizzata. Se lo mettono in crisi però questo qua. Che storia. Vabbè sì, l'abbiamo usato 3-4 volte. Guarda, Io dire, non è che l'abbiamo cambiato ogni volta, è sempre lo stesso. Appunto per fare vedere che il prodotto non è buono. Questo è come il bruciatore del tuo frigo a gas, vedi? Dopo che ha bruciato riprende, vedi? Funziona ancora. È ancora sporco. Areare bene il locale prima di appiccare il prossimo incendio. Eccolo. Oh, baby,